Qualcuno già azzarda, sarà un'estate largamente siccitosa e così, appena archivata la stagione delle ultime alluvioni, già ci si prepara al peggio, ma dal punto di vista del grande caldo un po' minimizza, spiegando che le previsioni a lungo raggio lasciano il tempo che trovano, ma dall'altra parte spiega anche che il Veneto è pronto. L'assessore all'ambiente, alla protezione civile, ma anche al clima, Giampaolo Bottaccin. Chi fa previsioni per quest'estate è un folle, a me hanno sempre spiegato i meteorologi che fare previsioni oltre i 3 giorni è impossibile, quindi non so in base a cosa ci dicono che sarà siccitosa. Di sicuro noi abbiamo rilevato in Veneto un incremento della temperatura media negli ultimi 30 anni di 1,5 gradi, 0,57 gradi negli ultimi 10 anni, questo comporta un'intensificazione dei fenomeni estremi, cioè si passa da periodi di forte siccità a periodi di grande piovosità. Questo significa che tutte le opere che esistevano e che andavano bene in passato devono essere ripensate e riprogettate, non solo appunto sulle aste dei fiumi, ma anche sulla raccolta delle acque, sul non sprecarla, ma anche ripensando per esempio l'agricoltura, un'agricoltura che possa utilizzare meno acqua. Insomma, ci sono tanti fronti che possono essere affrontati. Esiste un commissario nazionale che ha già preso in mano la situazione un anno fa e che ha proposto tutta una serie di interventi. Noi come Regione, già insieme al collega Caner, già 2 anni fa abbiamo proposto al governo tutta una serie di interventi per quasi 2 miliardi di euro.